faccio portinare, se va così siete fortunatissimi che ci sono qui davanti al portone, guarda che fisica, va. Qualche giorno a te ti troviamo tuo cuore, appeso come una gallina spennacchiata, a così a fornisce il cascerello come sei capito? Come sa? Mi ha fatto un complimento, l'avete sentito? Ma chi? Un barone. Un complimento? Ma ha detto che ce l'ho sempre gonfio. Tengo una bestia, una bomba in mano del gravante, commissario. Ma che state girando? Ha detto che il investigatore c'è le cuore. Il commissario che voglio sapere tutto. Ti si vede, buttatevi di Ecco. Facete piano però, Un po' commissario. di luce qua. Però facete piano, commissario. Niente, è così. Che poi non può essere così. Quel coso gonfio che aveva in testa. Lo tenevo una volta. Vabbè. Usciava via non so come. La signora Carmela. Sotto non te ne Che fa? te non mi ruba un cuore, che ti spacca la testa. Ma che non va bene, Ave Maria piena di grazia. Marunne, tu che sei mamma e tutte mamma. Senti, io sono una povera vecchia malata. Ma ti raccomando, chi lo figlio mio, non mi abbandonare. Marunne, fammelo trovare, fammelo venire a casa mia. A tutti i figli e mamme, Marunne. Marunne, senti sta povera vecchia. sì, la sempre qua. La sempre applicato. E che ha già fatto? Ciru, tu mi capisci per me. Quando tu ti sposi e tieni un figlio, buono o malamente che sia, capisci il dolore che tiene una mamma in tuo cuore e capisci come mi senti a mamma. Zia, e che faccio? Meglio che ballo, scherzo, rido, no come mio fratello che si droga. C'hai ragione, nipotina mia, scusami tanto. È che in questi giorni sono troppo nervosa, scusa. Mo, mi hai perdonato? Sì, zia. Mo mi ha fatto piacere. Vai da quella specie di portinaio da Lugariello e gli dici che mi compra 1 chilo di carne e dire pellecchia. Per fare uno spezzatino. Non te lo dimenticare, va buono? Senti zia, io andrò a fare la spesa. Posso accendere un po' la radio perché la musica col Walkman la sento piano. Va bene, però mi raccomando, non lo dimenticare perché sennò oggi non si mangia. Sì, zia. Sono cose pazze, vai di me. Non ci la cava, ma che ci fa? Carmela! Carmela!
pensavo che non mi sentivo. Che vuoi? Ma stai facendo qua? Ho incontrato Angioletta, tua nipote. E allora? È l'inferno, sa. E perché? E che ne sacci, ma pigliato, ci capito solo che ha tirato l'orecchio, fosse vero l'orecchio, si è ammalato. Madonna mia. Allora, dovevi andare dai Tira e Pellecchia, in negozio di carne di fronte, a comprare un utile carne per fare lo spezzatino. E per dire queste due parole ci vuole interprete. Lo sai che penso? Penso che tu sei bravo. Anzi no, non sei bravo. Sei bravissima. Anzi no, sei una professoressa. E se mi diceva così che ci voleva, non mi capivo. Ah sì, e perché come la ritte? Oh, vuoi pure? Ma ci tiene proprio. E come? Allora, guarda qua. Mettiti qua. Così, ecco, non ti muovere. Aspetta. No, fai che... Non ti muovere, Sei pronto? Fai un respiro. Così va dell'asma, però. Un respiro e la fa. Sei pronto? Va. Preparati perché stai scatenando l'inferno. Poi, sei pronto? Aspetta, ma ci fa la cosa, Facciamo nessuno durato lei. Ma fatti un giro, fatti andare a torno, così e poi fatti in questa. Tu sei pazzo completamente. Tanto per cagnare sono pazzie. Mi è piaciuto questo balletto. E dimmi che capito. Hai capito? E mo che Fernute fa? Chi è? Già una volta! Vai a Pellecchia a comprare un chilo di carne, se no oggi non si mangia! Mo, sbrigati, vai! Muovi! Vai! Non mi arrivi niente più? No, vattene, vattene! Uè, maronna mia! Valla a capire si fermo. Ma che tu sono pronto? Guarda da me, guarda chi ci sta, Lucia! Ciao! Ciao. Senti, io me ne vado, Stai ancora qua? Lo so, Ma dove ne vai, Lugariello? lo so, Lucia, ma c'erano cazzotti in derriente ha tirato l'orecchio. Carmela! Accomodati, Lucia! Quanto tempo che non ci vediamo! Sono passata per trovare la signora Filomena, è tanto tempo che non la vedo. Ma senti, Lugariello, che aveva? Che aveva? Anche lui non è tanto normale, lo sai, no? Mo, aspetta che te la capo. Sì. Filomena! Filomena! Oh, stai qua, vai. Ma mi dice venuto a trovare? Lucia, Signora Filomena. come sta? Ma quanto tempo che non ti fa vedere? Mi sono fatta bella questa camera. Come la bella voglione. Come state? Come è già stato? Devo un po' pannuletto che tengo manualica. Ma come mai? Magari avrete preso un colpo d'aria. Vedrete che non è niente, non vi fa Altro male. colpo d'aria. Lucia, questo non è un colpo d'aria. Questi sono i mali pensieri che ci fanno venire male a capo a tutto quanto. Lucia. Ma che è successo, Carmela? Perché la signora Filomena piange? Vieni, mo ti spiego, vieni. Abbiamo scoperto che mio nipote Salvatore si trova. Abbiamo fatto tutto il possibile per aiutarlo, ma non c'è stato niente da fare. E lui l'altro giorno si è rubato tutte cose, attenzione, tutti i gioielli, tutto, si è rubato tutte cose ed è scappato via. È da quel giorno che non l'abbiamo più visto. Ma avete chiamato la polizia per vedere se lo trovano? Come no, abbiamo fatto pure quello. Purtroppo non ci resta che aspettare e avere pazienza, perché finché non lo troviamo non possiamo fare niente. E Ciro non sa niente di questa storia. Ciro, te l'immagini come l'ha presa Ciro? È stato uno shocker per lui. Angelei. Ciao Angela! Oh, buongiorno signora Maestra. Che ci fai a casa? Non sei andata a scuola? No, oggi c'è lo sciopero. E comunque dove gli altri? Sciopero. Venendo qua ho visto tutti i ragazzi andare a scuola e tu sei l'unica che fa sciopero. E confondeva andare a scuola, Lucia. Salvatore si è rubato pure tutto il libratoio. Sì, che bello, mamma, che bello, di te scuola, come sono felice, mamma. Uè, Angela, Ma ma guarda, mi piace, guarda. non mi fido, state un poco qui. Va bene, mamma. Ci vediamo dopo. Ciao, ciao. Ciao. Guarda la come è contenta. E invece ai miei tempi, Era diverso, Carmela. e come no, e maestro non gestivano proprio. Hai capito, Lucia? Qua tutto in questa casa, stanno Che facendo. Non hai pesante, Ma no, pesante. non puoi piangere sempre, non puoi fare sempre così. Ma Stare boh. calma. E che ho già fatto? Vediamo se le patane se so cotte e patane, ma che si bruciano. E il patano. Lucia.